Lunedì 13 settembre ricominciano le scuole in tutto il Veneto, suono della campanella per migliaia di studenti e studentesse che dopo il blocco dello scorso anno causa Covid potranno tornare a seguire le lezioni in presenza dopo mesi di DAD. Obbligatorietà del Green Pass per tutto il personale scolastico, estesa a chiunque acceda agli istituti, genitori compresi, mentre i ragazzi e le ragazze dovranno attenersi in maniera scrupolosa alle direttive anticontagio divulgate da tutte le scuole di ogni ordine e grado. E allora è proprio ai e alle giovani che si rivolge il governatore del Veneto, Luca Zaia. Una volta si diceva studiate perché poi la scuola nobilita, vi cambierà la vita. Che vivano la loro stagione scolastica come la devono vivere dei ragazzi. Dall'altro dico fate attenzione, cercate di rispettare le regole rispetto al Covid. Noi saremo presenti con il monitoraggio di queste scuole sentinella e speriamo appunto di fare un'azione affinché la scuola si possa fare in presenza. Abbiamo capito che la DAD non è nelle corde della formazione, i ragazzi ci hanno rimesso da un punto di vista formativo, i ragazzi ci hanno rimesso da un punto di vista di socialità e ci hanno rimesso anche da un punto di vista psicologico, quindi la DAD non funziona, la DAD non si deve fare.